Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di News Sicilia. Via libera dal governo Schifani alla richiesta di dichiarazione di calamità naturale per i danni alle produzioni agricole causati dalla siccità che ha colpito la provincia di Caltanissetta da gennaio a luglio di quest'anno. La siccità accoppiata a temperature particolarmente elevate ha danneggiato nel Nisseno le produzioni di cereali, leguminose da granelle e foraggere. La stima dei danni è calcolata in 74,5 milioni di euro, pari a quasi il 34% del valore della produzione ordinaria. I militari della Guardia di Finanza nel corso di un controllo sul territorio hanno fermato 2 soggetti con a bordo dell'autovettura 2 teste in terracotta di origine ellenica, presumibilmente frutto di scavi archeologici clandestini. I successivi accertamenti hanno permesso di certificare i manufatti come originali e risalenti al V secolo a.C., il cosiddetto periodo severo dell'arte greca. Riprenderanno nel 2023 le visite in notturna del Parco archeologico di Selinunte, stavolta attraverso un suggestivo percorso illuminato progettato dall'artista della luce Mario Nanni, che condurrà alla scoperta dei templi e della città greca, i cui resti costituiscono ad oggi luogo unico di testimonianza delle antiche civiltà della Sicilia. Convocato per il 25 novembre prossimo un Consiglio di Affari Interni straordinario, lo ha deciso la presidenza di turno ceca dell'Unione Europea per discutere della situazione attuale su tutte le rotte migratorie. Intanto il ministro dell'Interno Piantedosi, al margine del G7 in Germania, dice che l'Italia vuole dare il proprio contributo tramite una proposta condivisa con i paesi di primo ingresso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.